Eder. Mac Pallister. Denisa Mariadas, 30 anni, di origini rumene e residente a Roma, è scomparsa da Prato la sera di giovedì 15 maggio 2025. La giovane si trovava in città da alcuni giorni, ospite di un residence in via Ferrucci. L'ultimo contatto con la madre risale alle 23 di quella sera. Da allora i suoi 2 telefoni cellulari risultano spenti e non localizzabili. La sua auto, una Fiat 500 rossa, è stata trovata parcheggiata vicino al residence. Nella stanza che occupava mancano solo gli effetti personali, suggerendo che potrebbe averli portati con sé. Denisa è alta 1,55 metri, pesa circa 58 kg, ha occhi e capelli neri. Tra i segni distintivi, un tatuaggio esteso sulla spalla e sul braccio destro e una scritta sulla spalla sinistra. La madre ha presentato denuncia di scomparsa a Roma. La prefettura di Prato ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, coinvolgendo la protezione civile e associazioni come il Comitato Scientifico per la ricerca degli scomparsi e Penelope Toscana. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero di emergenza 112 o il Comitato Ricerca Scomparsi. Io e Dario Quaglia abbiamo visto che nei 3 verbali di sopralluogo relativi appunto al 5 gennaio 2022, che sono stati distintamente redatti dalla squadra mobile, dal dottor Costantinides e dalla polizia scientifica, nonostante fossero state condotte ispezioni, e tra cui anche quella della borsetta, le chiavi non compaiono tra gli oggetti descritti. Poi che succede? Le chiavi magicamente vengono fuori nelle immagini della TAC che è stata fatta l'8 gennaio del 2022 e poi sono state repertate il 10 gennaio 2022, quando la salma era nuovamente all'obitorio, all'interno della borsetta di Liliana, quindi sono state prelevate da lì e repertate a parte. Qui non si capisce, cioè sembra quasi che, insomma sembra quasi, direi la certezza è quasi assoluta che non ci fossero le chiavi nel momento in cui è stato ritrovato il corpo il 5 gennaio, perché le ispezioni sono state fatte in pratica dalla squadra mobile, dalla scientifica, dal dottor Costantinides, e le chiavi non erano né nella borsetta né da alcun'altra parte, se si leggono gli oggetti che sono stati descritti lì presenti nel sopralluogo. Poi compaiono nella TAC, così dal nulla, nelle immagini della TAC, non so ora dove fossero collocate esattamente perché dovrei andare a rivederle, e poi nel verbale sulla repertazione che è stata fatta all'obitorio il 10 gennaio, il giorno prima dell'autopsia, viene appunto aperta la borsetta, si vede il contenuto della borsetta dove c'erano anche le chiavi insieme ad altri oggetti, e le chiavi sono state repertate lì dopo essere state prelevate dall'interno della borsetta, quindi praticamente dando per scontato che 2 corpi distinti di polizia più dottor Costantinides con il suo staff non possono tutti quanti aver commesso un errore di aver fatto ispezioni senza trovare le chiavi, oppure avendole trovate, viste e non menzionate nei relativi distinti verbali, direi proprio che le chiavi ce l'ha messe qualcuno dopo, tra il 5 e l'8 gennaio, qualche manina ignota, o all'obitorio dove è andata la salma la sera del 5, oppure a medicina legale quando la salma è arrivata l'8 per effettuare la TAC, visto che poi alla TAC erano visibili le chiavi nelle immagini. Andrebbe poi visto, ecco, se la TAC è stata fatta anche con la borsetta di Liliana oppure no, perché i 10 vengono repertate all'interno della borsa. Se non fossero state nella borsa l'8 gennaio nel momento della TAC, significa poi addirittura che eventualmente sarebbero state spostate ulteriormente, ecco, tra l'8 e il 10 gennaio. Se fosse stato solo un'ispezione con un solo verbale, l'errore ci può stare, ok? Qui siamo tutti d'accordo.
ci fossero state due, magari le probabilità già erano molto, molto più basse, ma tre, siamo a tre, medico legale, squadra mobile, di scientifica, dai, qui se no siamo una barzelletta e questo lo dubito, ecco. Io penso più che siano comparse dopo, anche perché erano nella borsetta quando sono state repertate il 10. Se nell'attacco erano dentro la borsetta anche lì, significa che hanno aperto la borsetta e lì non c'era. La borsetta l'hanno ispezionata. È questo che qualcuno ce l'ha aggiunte dopo, al 99%. Quindi il colpevole ha evidentemente qualche conoscenza, oppure può essere libero di entrare lì o all'obitorio o alla medicina legale di Cattinara per portarli lì. Chiara Poggi intratteneva un rapporto profondamente diverso con ciascuna delle sue due cugine, le gemelle Stefania e Paola K. Questa dicotomia relazionale emerge con chiarezza dai verbali raccolti dai carabinieri nei giorni immediatamente successivi al suo omicidio, avvenuto nella tranquilla cittadina di Garlasco il 13 agosto 2007. Proprio nei resoconti delle prime testimonianze, infatti, si intravedono i contorni di una rete familiare complessa, fatta di vicinanze affettive e distanze emotive, che restituisce un'immagine sfaccettata della giovane Chiara e del suo ambiente. I dettagli che emergono non solo delineano una dinamica affettiva diversa tra le cugine, ma offrono anche spunti rilevanti per la ricostruzione del contesto in cui si è consumato il delitto. Le gemelle K, oggi adulte, all'epoca dei fatti avevano 22 anni. I loro racconti, riportati in parte anche dal Corriere della Sera, rivelano due prospettive fortemente divergenti sul rapporto con Chiara, come se ciascuna delle due sorelle avesse conosciuto una versione differente della cugina. A parlare per prima, poche ore dopo il ritrovamento del corpo, è Stefania. La sua deposizione è densa di contenuti emotivi e restituisce l'immagine di un legame profondo, quasi simbiotico. Stefania definisce Chiara un'amica del cuore, confidando che nell'ultimo periodo si frequentavano quasi quotidianamente. Un'intimità che si sarebbe rinsaldata in un momento particolarmente delicato per Stefania, segnata dalla fine di una relazione sentimentale. In quel frangente, spiega, Chiara le sarebbe stata vicina, offrendole ascolto, sostegno e comprensione. Una presenza discreta ma costante che, a detta della cugina, non si limitava a sporadici gesti di cortesia familiare, ma si manifestava in una quotidianità condivisa e in confidenze profonde. Un episodio curioso e significativo emerge proprio da questa vicinanza. Stefania racconta di aver chiesto a Chiara il numero di telefono di un amico del fidanzato di lei, Alberto Stasi. Si trattava di Marco Panzarasa, un nome che avrebbe poi avuto una certa risonanza nell'inchiesta. Stefania sostiene di aver contattato Marco per ragioni legate allo studio, senza immaginare che da lì a poco sia lei che la sorella Paola, insieme allo stesso Panzarasa, sarebbero stati inseriti nell'elenco delle persone da sottoporre a prelievo del DNA per escludere contaminazioni o presenze estranee sulla scena del crimine. Un dettaglio apparentemente marginale che assume però un significato simbolico. Le relazioni, anche quelle minime o casuali, in un'indagine come questa, possono trasformarsi in snodi cruciali per comprendere dinamiche, moventi o quantomeno per delimitare il perimetro dell'indagine. Totalmente diversa la versione fornita da Paola, la gemella di Stefania. Anch'essa viene ascoltata dai carabinieri, ma a Vigevano, sempre il 13 agosto. Il suo racconto traccia una linea netta tra il presente e un passato ormai remoto. Paola descrive un rapporto con Chiara affievolito con il passare del tempo, quasi sbiadito. Dopo l'infanzia, durante la quale le due famiglie si frequentavano soprattutto in occasione delle festività, i contatti si sarebbero diradati fino a diventare rari e sporadici. Il distacco non sembra essere frutto di dissidi o incomprensioni, ma piuttosto il risultato naturale di strade che si separano. Di Chiara, Paola offre un ritratto molto diverso da quello delineato dalla sorella. Ne sottolinea la riservatezza, il carattere introverso, quasi elusivo, taciturna e schiva, la definisce. E ricorda come, persino da bambine, fosse difficile coinvolgerla nei giochi, come se già allora Chiara fosse portata a tenere per sé emozioni e pensieri. Un altro aspetto messo in luce da Paola è la pudicizia della cugina,
che, secondo lei, parlava di rado della propria vita privata. Una descrizione che stride con quella offerta da Stefania, secondo cui Chiara, al contrario, si apriva facilmente in confidenze e si mostrava empatica nei momenti di difficoltà. Paola ammette di non avere ricordi recenti di momenti trascorsi insieme alla cugina, a ulteriore conferma di un rapporto ormai diradato. Tuttavia menziona un messaggio ricevuto da Chiara nel mese di giugno precedente al delitto, un invito apparentemente gentile a risentirsi. «Basta un colpo di telefono», scriveva Chiara. Parole che, a un primo sguardo, potrebbero suggerire una volontà di riallacciare i rapporti. Tuttavia, per Paola, quel messaggio non sembra rappresentare l'inizio di una ritrovata confidenza, quanto piuttosto un gesto di educata cortesia, privo del calore tipico di un legame stretto. Queste due versioni contrastanti offrono al tempo stesso una doppia immagine di Chiara Poggi, quella di una giovane donna capace di instaurare legami forti e significativi, ma anche di mantenere le distanze quando lo riteneva necessario. In ogni caso, il fatto che due persone cresciute insieme, della stessa età e appartenenti al medesimo ramo familiare, abbiano avuto esperienze così distanti con Chiara appare rilevante. Il modo in cui la vittima gestiva i rapporti familiari, la selettività delle sue confidenze, l'apertura nei confronti di alcuni e la chiusura verso altri sono tutti elementi che, nel contesto di un'indagine complessa e ancora avvolta da numerose ombre, possono contribuire a ricostruire non solo la personalità di Chiara, ma anche il suo ambiente relazionale. In conclusione, i racconti delle gemelle K non sono solo testimonianze affettive. Sono anche finestre aperte su una quotidianità che improvvisamente è diventata oggetto di analisi investigativa. Una quotidianità fatta di amicizie selezionate, rapporti sfumati, inviti non raccolti e confidenze concesse solo a pochi. E in quella trama di affetti, distanze e silenzi potrebbe celarsi, forse, anche una parte della verità su ciò accadde quella mattina d'agosto, dietro la porta chiusa della villetta di Via Pascoli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.